In questa puntata siamo al Salone degli Incanti, dove è in programma la mostra Sguardi sul mondo di Steve McCurry, una mostra organizzata nell'ambito di Gorizia 2025 dalla Regione, dal Comune e anche da Io Sono Friuli Venezia Giulia. Siamo in compagnia dell'architetto Marianna Acerboni. Partiamo dalla fotografia, no? Nel senso che qui in questa mostra, come del resto anche precedentemente con la mostra di Salgado, si palesa quello che è un dato comune, cioè che la fotografia è arte. Certo, lo è ormai da decenni, perché come sappiamo diciamo ancora agli inizi del Novecento non era considerata l'arte del terzocchio, non era considerata una vera e propria arte, ma poi con il tempo e anche grazie alla tecnologia sempre più sofisticata che consente dei voli pindarici stupendi, la fotografia è a tutti gli effetti una forma d'arte autentica. Ecco, lei sa che io amo sempre puntualizzare su questo, non è arte applicata. No, non è arte applicata, l'arte applicata può essere per esempio la decorazione, diciamo, ecco, no, questa è diventata arte pura, come nel caso appunto di Steve McCurry, che è un vero artista. In mostra, no, architetto, ci sono delle immagini iconiche, poi dopo ci fermeremo davanti all'immagine iconica per eccellenza, però ci sono anche delle immagini che sembrano rimandare davvero al passato, no? C'è un ritratto il ritratto di una persona anziana che potrebbe essere stato dipinto da Lorenzo Lotto, tanto per non citare sempre i soliti. Beh, diciamo che penso che è un po' la caratteristica di questo autore, questo diciamo quasi pittorialismo, ecco, questo saper virare con i chiaroscuri e con certi accenti cromatici molto, molto voluti e verso una forma quasi di fotografia pittorica, ecco, che non è da tutti. Allora, parliamo un po' anche dell'autore, no? Che lavora per la Magnum. Che cos'era la Magnum? Che cos'è la Magnum? La Magnum è una delle agenzie fotografiche più importanti al mondo e nasce nel 1947 da un'idea di Robert Capa, che poi la mette a parte di questa sua idea altri colleghi, fra cui per esempio Seymour, e con essi la fonda ed ha la caratteristica che le fotografie di questi autori non appartengono poi, una volta pubblicate, ai giornali che le pubblicano, bensì rimangono di essi stessi autori e quindi è un modo indipendente, diverso, più contemporaneo di intendere il mezzo fotografico. Tra l'altro, stiamo parlando di quali anni? 1947 nasce. Sono gli anni appunto in cui la fotografia sta, secondo quello di cui discutevamo prima, sta conoscendo una propria affermazione, diciamo, no? Sì, ma un'affermazione di appunto linguaggio indipendente, no? Non collegato solo a specificare dei testi, ma proprio come opera d'arte in sé per sé. Qui poi possiamo approfondire quell'eterno dibattito sulla fotografia come messa in scena, sulla fotografia come documento. C'è un bellissimo film di Clint Eastwood che si intitola Flag of Our Fathers, dove si racconta come la foto simbolo, credo, della battaglia di Iwo Jima in realtà venne come dire, rimessa in scena. Ora, alcuni sostengono che nel momento stesso in cui il fotografo e per certi versi anche l'operatore cinematografico documentarista inquadrano una certa scena, escludendo altro, non raccontano la realtà, ma raccontano una porzione della realtà. Sono argomenti affascinanti, certo, che chissà dove ci porterebbero, però vale la pena anche di sottolinearli giusto un attimo. Beh, certo, esistono, oggi sappiamo poi delle capacità tecniche incredibili, per cui di una foto puoi fare
tantissimo, praticamente basta pensare alla realtà artificiale, poi ciò che consente, no? Quindi siamo in un percorso in salita che potrei definire senza fine. Sì. Secondo lei è anche pericoloso? Sì, stavo proprio per dirlo, cioè probabilmente, non so, verranno penso create delle regole, delle leggi che in qualche modo debbano tutelare queste situazioni, perché c'è un pericolo, come si è visto anche recentemente dai casi di cronaca, di mistificazione incredibile. Allora ecco che l'arte e la bellezza diventano proprio, si spezzano e diventano proprio volgarità. Ecco. Un artista, un fotografo, come nel caso è anche noto di McCurry, deve anche vivere nelle realtà che fotografa, cioè ha bisogno di un minimo come dire, di ambientazione. Beh certo, lui è tutto un discorso di viaggi il suo, Lui ha iniziato proprio la sua carriera molti decenni fa, perché lui è classe 1950, infiltrandosi prima dell'invasione russa al confine fra Pakistan e Afghanistan, vestito con abiti tradizionali, quindi così diciamo celando la propria identità, e quando torna indietro ha cucito sul vestito rotoli di servizi e servizi fotografici, quindi ecco che per carità il paesaggio, il fatto, ciò che accade e i personaggi sono fondamentali in lui. C'è anche il gusto nelle immagini che vediamo, il gusto per il colore, no? Che è un colore molto, molto vivido. Sembrano quando si regola il proprio televisore, no? Sì. Quando si dà Sì. appunto un aspetto piuttosto che un altro. Che cosa significa? Non credo che siano colori alterati dopo, no? Ma non conosco esattamente le regole diciamo di gestione dell'immagine da parte sua, anche perché ogni autore cela i propri segreti, appunto, però certamente lui ci sono dei segreti proprio nell'agire con il mezzo fotografico. Lui tra l'altro ama molto l'analogico più che il digitale, usa tutti e due, e quindi probabilmente lui agirà, penso, in fase di ripresa, perché quando riprendi certamente cogli dei momenti, no? E forse anche in fase di post-produzione, però questo bisognerebbe intervistarlo. Lui è stato tra l'altro in Era a Italia, Gorizia, esatto. credo quest'estate, se non mi Sì, sbaglio, sì. noi l'abbiamo anche intervistato, perché credo che è in piedi un progetto che riguarda proprio le realtà transfrontaliere, quindi probabilmente più avanti ciò verrà sviluppato, credo, sempre nell'ambito di Gorizia 2020. Beh, lui lavora per progetti, lui ha proprio dichiarato questo, cioè non è che fa delle foto così come gli capita, lui fa dei progetti, fotografa e dopo diciamo fa dei book o fa delle mostre. Tra l'altro nel 2017 ha fatto una mostra antologica fantastica al Palazzo della Borsa di Bruxelles, che è stata un'operazione internazionale enorme, e a vederlo è un signore così americano, che sembra più inglese che americano, sì, no, tondetto, così minuto di buon carattere, e classe 1950, da pochi anni ha avuto una bambina, un figlio. Quindi anche questa presenza così dei bambini e dei giovanissimi in queste foto evidentemente si incontra con questa sua sensibilità particolare. Ecco, c'è una cifra stilistica sua propria? Riusciamo a individuarla? Direi, diciamo, prima accennavo al concetto di pittorialismo, no? Nella fotografia, che lo vediamo, c'è un po' dappertutto, e poi secondo me è un modo tradizionale, narrativo, di interpretare la realtà
mettendoci effettivamente l'anima. Quello che lui dice, una sua massima, è: quando tu devi fotografare un soggetto, aspetta, perché arriverà il momento in cui l'anima del soggetto ritrattato o del paesaggio eccetera ti parlerà, bisogna solo saper aspettare. Tra l'altro, curiosamente, nella mostra, proprio diciamo alla fine del percorso, dipende poi dopo da dove parti, uno scende, da dove parti, o all'inizio o alla fine del percorso, e non me ne sono accorto fino a quando non ci sono passato vicino, c'è anche una foto di Robert De Niro che sembra un po', non voglio dire stonare, però certamente è l'unica persona famosa fotografata, quantomeno che appare in questa mostra. Sì, non è, diciamo che Steve McCurry non è un ritrattista nel vero senso della parola, anche se forse la vediamo dopo, c'è questa immagine iconica di questa ragazza afghana che è diventata di fama mondiale e che in quel senso lui, ecco, che diventa ritrattista e attraverso quel ritratto racconta il mondo, racconta un mondo e racconta la storia diciamo mondiale in quel momento. Quindi sì, Robert De Niro è un caso a parte. Sì, un unicum. È curioso anche poi, perché conoscendo anche il tipo, non penso sia uno che si presta molto volentieri a questo tipo di cose. Ma lì sono tutti e due americani e ci saranno corrispondenza degli di amorosi incroci. intenti. Io direi andiamo a vedere allora la foto, l'immagine iconica a cui ci siamo riferiti. Eccoci dunque davanti a una delle immagini più iconiche, non soltanto per quanto riguarda la carriera di McCurry, ma probabilmente una delle immagini più iconiche diciamo degli ultimi anni, anche del Novecento francamente, no? Lo è. Dunque questa è Sharbut Gula, è una ragazza afghana che si trova qui, è ritratta in un campo profughi pakistano, no? Durante la guerra. E questa è un'immagine del 1984, la ragazzina ha 12 anni e il fotografo rimane colpito da questi meravigliosi occhi verdi che sono veramente eccezionali, però la trova in una tenda di questo campo profughi dove c'era una scuola, una piccola scuola, e lei stava giocando con gli altri, ma è una ragazzina piuttosto riservata. Allora lui, per non intimidirla, fotografa prima le altre ragazze e poi va da lei e coglie questa magnifica immagine, fa una serie di immagini, però questa dal direttore della rivista National Geographic viene scartata e dopo per fortuna viene riacchiappata e diventa un'icona mondiale, tant'è che è anche l'icona di quella mostra che citavo prima, questa grande antologica di Bruxelles del 2017. La storia però non finisce qui, 14 anni dopo, sempre su richiesta del National Geographic, il fotografo McCurry ritorna in quel campo di profughi che stava per essere smantellato e la cerca, poi ci sono delle donne che le rassomigliavano e che pur di poter guadagnare qualcosa dicono sono io, finalmente attraverso il fratello di lei riesce all'ultimo a trovarla. E qui non c'è, ma c'è un'altra immagine che potete trovare online di lei dopo appunto 17 anni, lei quindi già 12 anni sì. più 17, diciamo ormai donna, sposata con 3 bambini, ci sono sempre questi meravigliosi occhi, però ci sono le rughe segnate da una vita dura, perché sempre in un campo profughi è. Fatto sta che poi la sua vita si evolve, la storia si evolve e a un certo punto nel suo paese arrivano i talebani, per cui lei chiede all'Italia, perché intanto questo fotografo le aveva regalato per esempio una macchina da cucire in maniera che la figlia potesse avere un futuro sicuro, l'aveva aiutata con delle cure mediche eccetera, lei chiede di venire in Italia e così è stato. Quindi è sempre nel programma, no, di aiuto ai rifugiati afghani, lei viene in Italia. E questo è un caso appunto dove un volto diventa appunto sinonimo di tante cose, perché vedi
vedi forse ancora la paura, forse intuisci il dolore, forse è proprio l'anima. L'anima e poi ci sono, vedete che la veste, diciamo, questa mantella, questo è stracciato e lei un po' se ne vergogna e dice ah, me lo sono così rovinata mentre cucinavo, in realtà è la povertà del momento. Ecco, comunque lei vive questa vita tra i 12 e i 30 anni, diciamo questo arco di tempo, assolutamente frequentando il marito, gli stretti familiari, le figlie, eccetera. Quindi al di fuori dai giornali, lei non sa che è diventata un'icona mondiale. Questo è interessante. Lei lo è, ma non lo sa. Lo saprà soltanto dopo, quando viene in Italia. Incredibile. Sì, no, è una storia anche, sì. Tra l'altro ci sono immagini anche di guerra, ci sono immagini, c'è una contrapposizione fra l'11 settembre e i teatri di guerra, quindi voglio dire, è documentazione e partecipazione e mettersi anche, forse da parte dell'autore, mettersi anche paradossalmente a disposizione delle persone che fotografa per raccontare se non le loro storie, ma comunque per far presenti determinate situazioni, anche determinati drammi. Ma certamente, e secondo me, a lei ha detto perfettamente bene, il suo iter fotografico, il suo itinerario fotografico è un lungo, grande racconto. Perché noi siamo qua in questa mostra che peraltro ha questo allestimento molto forte, sì, tutto scuro, giocato sulle luci, su queste sorte di illuminazione concentrata proprio sull'immagine, ed è un racconto di mondi per noi lontani, di cui viene testimoniata anche perché sono immagini belle, colorate, eccetera, ma anche la crudezza, perché è una vita molto spesso cruda. Essere fotoreporter, un fotoreporter internazionale, però con questo accento fortemente umano e anche pittorico, potremmo dire, anche a conclusione di quanto dicevamo prima. A conclusione di quanto dicevamo prima e anche a conclusione della puntata. Grazie architetto Acerboni per essere stata con noi, ci vediamo alla prossima.